Presidente Andrea Boss ha proprio parlato anche in questo caso di un altro argomento che vorrei proprio affrontare con lei, e cioè dell'Europa. Vorrei introdurre l'argomento di Bruxelles, che leggo dai vari articoli si sta lanciando nel mondo dell'idrogeno, per cui vuol dire che in Commissione europea Ursula e i vari player che si occupano di energia si stanno interessando fortemente a livello anche normativo, proponendo quindi di accedere e di spingere, di utilizzare delle risorse per sviluppare questo comparto, compreso anche l'Hydrogen Valley. Lei che è del settore ci può un po' spiegare da che parte vuole andare Bruxelles e che idea ha? Un piacere. L'Europa per l'energetico. Noi dobbiamo confrontarci con il sistema europeo per trovare un'integrazione crescente rispetto all'approvvigionamento e i sistemi di compensazione del fabbisogno energetico, cosa già presente nelle reti elettriche, ma che dovrà necessariamente vedere un'ulteriore integrazione. Sul piano dell'idrogeno, l'Europa ci pensa già da oltre 20 anni, ai tempi di Jeremy Rifkin, che poi diverrà consulente della futura cancelliera tedesca Angela Merkel. L'Hydrogen Park in questo senso ha fatto un lungo percorso che è cominciato appunto dalla Germania per passare a Bruxelles, per andare a vedere oltre Atlantico poi quale fosse lo schema di movimento in ambito energetico su scala globale, per poi rientrare nel perimetro italiano e trovare grande supporto sia dal Ministero delle Infrastrutture che dello Sviluppo Economico, dove si è convenuto come il punto di applicazione della strategia energetica europea dell'idrogeno, basata sull'Hydrogen Valleys, fossero i distretti altamente energivori italiani, che in Italia sono circa 101, in Veneto 17, 15 a seconda di come li calcoliamo. Questo ci ha dato una tessera di applicazione della strategia energetica europea, perché il sistema industriale e produttivo italiano ha delle specificità di processo e orografiche che non lo rendono facilmente confrontabile con il sistema tedesco. Quindi il modello europeo, che spesso si ispira a delle ottime idee anche realizzate in Germania, deve essere necessariamente declinato sulle specificità del nostro paese e dei nostri territori. In questo senso riceviamo la strategia dell'Hydrogen Valley. L'Hydrogen Valley che cos'è? Di fatto l'Europa ti dice, quando tu hai una fonte rinnovabile, una capacità elettrolitica, quindi la capacità di produrre idrogeno, un sistema di stoccaggio e una microgrid d'area, quindi qualcosa per distribuirlo in prossimità al punto di produzione, a quel punto è un Hydrogen Valley, il primo polmone pulsante. In questo caso, devo dire, con grande lungimiranza, l'Unione Europea ha pensato a un modello diffuso nei territori, dove ogni territorio aveva un progetto di produzione, che quindi da un lato potrà distribuirlo rendendolo molto più elastico, perché nel futuro ovviamente questi hydrogen valley si verranno interconnesse e quindi dove ci sarà eccesso di produzione potrà essere assorbito dove c'è maggior domanda. Certo. E dall'altro avendo un punto, una considerazione rilevante rispetto alle piccole e medie imprese, ovvero un conto è realizzare un grande progetto centralizzato, altro è distribuirlo nei territori, quindi dall'industria civile alla meccanica di precisione, alla chimica, avranno uno sviluppo sui territori. In questo contesto è una grandissima opportunità per l'Italia, che ha il 98-99% circa di piccole e medie imprese, Sì. che raccolgono una parte rilevante dell'occupazione nazionale. Molto interessante. E